questa serata perché è il centenario della Grande Guerra, cioè 1918-2018. E quindi per questo evento ho insistito con il comune, col sindaco De Bernardin e Andrea e Danilo Fenslo, perché in questo paese è successo qualcosa di particolare. È stato rinvenuto così per caso, visto che qui ci sono anche i feriti, la marmolada, che hanno combattuto e sono morte molte persone, molti giovani ragazzi. È stato rinvenuto un bellissimo diario di un fante scritto lì sulle trincee, e da questo diario io ho scritto delle poesie, tutte ambientate sulla montagna, scritte nella montagna, scritte camminando, e quindi cercheremo di leggere parte del diario e parte di queste poesie per celebrare e ricordare i ragazzi della Grande Guerra. E da qui chiamo il sindaco e Danilo a fare due parole su questo evento che mi sembra importante. Se volete spendere due parole siete benvenuti. Ciao a tutti, buonasera. Era una bella iniziativa questa qua del ricordo dei 100 anni della Grande Guerra. Sottolineo l'ha vissuta la Grande Guerra perché comune di un paese di confine, è il paese più avanzato di quello che era il Regno d'Italia. Dall'altra parte del Passo Ferraia c'era già il regno austro-ungarico, quindi l'abbiamo vissuta 100 anni fa. È bello ricordarlo con un diario ritrovato qui nel paesino vicino di Palue. Io ringrazio questi ragazzi che sono venuti anche da lontano in una serata bellissima. La serata è bellissima, il paese è stupendo, siamo in uno dei borghi più belli d'Italia. La manifestazione è tale che la gente gira, che non aspettatevi magari di avere gente che rimane per lungo tempo, però almeno l'aspettone cerchiamo di ascoltare quello che fa. Grazie e buon lavoro. Grazie sindaco. Ho scritto che ho fatto un libretto, si intitola Verde sasso di legno 1918, e questo scritto qui praticamente si avvicendano due personaggi, questo fante, su queste poesie, Fante Oreste Agnelli Zampa, perché pronto? Perché questo fante Zampa era soprannominato da questo taccuino che è stato rinvenuto Zampa dagli amici. Perché? Perché correva, portava dispacci tra le linee, ed è stato incommiato perché sotto il fuoco si è buttato e è andato a portare degli ordini. È uno dei più bei diari che io della guerra ho letto, non solo da me ma anche dal professor Giacometti dei Cortina d'Ampezzo, che l'ha pubblicato, e perché è originale, perché è un diario molto semplice, molto quotidiano, di una persona comune. E questo diario lui doveva portarlo alla fidanzata Rosa. Il fante Oreste Agnelli Zampa purtroppo verso la fine del 18
dei 31 luglio, no scusate, no 18, verso la fine già del 1915, luglio del 31 luglio, non scrive più perché già sentiva che ormai era arrivato il suo momento. Quindi dopo 3 mesi di guerra non c'è già più. Io ho questo diario che lo leggerà Roberto L'Oliva e che io ho soprannominato i ragazzi del 99, perché 100 anni fa c'erano loro. L'ho avvicendato al Pinocchio di Carlo Collodi. Questo perché? Perché il Lorenzini, Collodi, ha scritto il Pinocchio plasmato da un pezzo di legno, e questi fanti combattevano sulle montagne in mezzo alle foreste. Quindi la mia domanda è: chi sono i testimoni di questi eventi? È il legno, è la foresta, è lo stesso Geppetto che scolpiva e andava a rincorrere il Pinocchio attraverso tutte le sue marachellate, cosa all'opposto che il Zampa, che i generali ordinavano i loro figlioli di andare a morire sotto le trincee, sotto le linee. Quindi ci sono queste due figure bellissime, una del Pinocchio di Collodi e Lorenzini, di questo Geppetto che segue suo figlio, lo cerca di rincorrere nelle sue marachellate, e all'opposto c'è la grande guerra, la guerra che noi non vorremmo. Ecco. Strutturato in 19 poesie che non si leggeranno tutte, ma alcune, e andranno lentamente verso la guerra, perché questo fante ha scritto per 2 volte in questo piccolo taccuino: scorrevo a scapicollo tra i boschi, tra le linee nemiche, cosa che io ho associato al Pinocchio di Collodi, correre a scapicollo come il piccolo Pinocchio. Quindi aveva proprio 2 similitudini, e da qui partiamo con la lettura di parte di questo bellissimo diario, e con le poesie alternate cercheremo di fare un sottofondo musicale. Grazie. Grazie a tutti. Dal diario di Oreste Zampa, 15 giugno 1915. Abbiamo l'ordine di avanzare e prendere la trincea nemica dal Sasso d'Istria. Giunti a metri, si apre il fuoco. Verso le ore 16 il nostro battaglione ha quasi terminato le cartucce. Il signor capitano Diana, comandante della 7ª compagnia, domanda al tenente Lais, un soldato senza paura e di buona gamba. Vengo presentato. Ricevo un biglietto da portare a 3 plotoni, che sono di riserva. Mi fa posare il toscapane e via di corsa per Scapicolli tra il continuo fischiare delle pallottole. Verso l'azzurro, un po' grigio, percorrendo un sentiero petroso, declinando e declivando nei ciottoli impervi, fette di pietra simili a panini infilati nel terreno. Traballante di scirocco, il piede fende, lento, attraverso il bosco bagnato. Sui culmini delle pietre il caviglia non cede. Tentenna scricchioli, Pinocchio, Pinocchio, inseguito da gatto e volpe, ansi
ansimando scappa, alle guance pendono leggeri rivoli sul nocciolo legnoso, quasi vapore di sole. Abbiamo letto sprizzando sulle impronte di colpi Riccon San Martino si gira, le pale. Ora alla laguna. 26 giugno. Si va a dare il cambio agli avamposti e lì si rimane. 4 giorni e 4 notti, facendo continuamente 2 ore di guardia e 4 di riposo. La notte si gela, fa un freddo cane e piove sempre. 3 luglio. Ci viene distribuita la paglia. Almeno staremo un po' più asciutti, tanto più che oggi è l'unica giornata da quando sono qui che non ha piovuto e c'è il sole. Sembra una festa. Bello, il sogno, bello. Vedo il castello, la casina sopra mappe, or non più. Là carteggi figuranti l'amico, poi la fatina. Oh, Lucignolo! Sì, s'addentra, zitto! Sono così, alle pendici d'una vallata. Ora collina, un inutile temporale scuote gli alberi e le foglie brillano arrabbiate. Un inutile temporale, i bachi nervositi fendono l'aria, le spade cercando di scoccare il plumbeo naviglio lontano da babordo in oscillio statico, roseo, un passo
9 luglio 1915. Sveglia alle 4:30. Caffè. Dopo ci viene distribuito un sigaro e mezzo. Mangiato il primo arancio e fattami una lunga fumata, mi metto con il piccozzino a tagliare radiche d'abete e scavare terra, onde se questa sera si rimane al medesimo posto possa riposare. Faccio una buona sudata, ma riesco a formare una buona spianata. Ci metto sopra delle frasche d'abete ed ecco fatto letto e materasso. Il muso alla laguna, fitta nebula, il trattolo allungato. Sul guado il color verde, interso al bagliore. L'effusa tornitura elicoidale, il naso. Un intervallo, il muschio lucente, lo sguardo annebbiato. Con punta bagnata di roccia, si avvicina zampettando a modo di balzo carbureo. Gli assi indirizziti nelle giunzioni scricchiano, così accecati e cigolanti da posare le zampe legate. Avanti, avanti, il gatto, nei lunghi baffi scesi, a terra, dunchi a strile, l'affondo breve del legno. Questa sonorità, principesca, azzurra, quasi vicina, un po' così, una vacca presa a calcio taglia il cielo. Lì, solo una nube turchina, sale scende, coprendo il naso a buffo. Verso l'universo, agosto 2014. Scusate se è giù di voce perché ho preso un raffreddore. Dalla Puglia, tanta strada. 8 luglio. Sveglia alle 4, alle 4:15. Distribuzione del caffè. Alle 5 si irriga e viene distribuito il primo arancio, carne e brodo. Faccio una zuppa fenomenale e metto in serbo la carne. Alle 5:30 ci mettiamo in marcia. Sopra la nostra testa passano urlando rabbiosamente i proiettili. Io intanto mi mangio pane e carne con una fame da lupo. Verso le 13 il primo battaglione è avanti a noi e fa un chiasso indiavolato e se ne vedono vari fuggire. Prendo il primo fucile che ho a portata di mano per essere pronto, ma la calma si ristabilisce e si viene a sapere che causa ne era stata una lepre che i soldati catturavano stante, che fuggiva per scesa. Io e il soldato ci adottiamo al meglio tra due alberi, nonostante che siamo su una ripida ascesa ben poco si riposa. Si scivola ad ogni piccolo movimento. Per fortuna nella notte non pioveva. Il mare ritorna nell'estremo lembo sabbioso, ruggine,
impronta il mare nel suo ripetersi, distende, dirompe, scioglie, scende, frammenta per ricomporsi in movimento sperante. Zampettio, 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 nell'accelerato universo in rotazione. Se esiste una culla armonica, tagli, cromatismi nel marrone verde s'assestano alle orecchie pelose, al modo di bacchette d'orchestra. Credere nella salvezza, oh nobile, umido, umido, nobile, umido, umido, umile, tenebroso desiderare. Pinocchio! 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 Luci! Luci! Le pozze nel pian dei buoi, lì Maiga Bayon, 21 settembre 2014, scritto camminando. 12 luglio, sveglio alle 9 al caffè. Mi giungono 2 lettere, una di Rosa e una di mamma. Ho i minuti contati per riposare. Rispondo in fretta e furia a Rosa, tant'è che il primo protone è qui, faccia a parte del quarto. Sto già facendo zaino in spalla, con andare di avamposti. Si giunge là, la notte passa tranquillamente, benché si dorma 2 ore sì e 2 ore no, sul nudo terreno e con un freddo da orsi. Un passo oltre l'altro nella cieca cascata di verde. Un passo oltre l'altro nella cieca cascata di verde. Un passo oltre l'altro nella cieca cascata di verde. Guardante di zampa, leggero, avanza, fitto, fitta, nel puntiglio o pungolo, pungolo, gelido, adardo divino, s'arrampica d'ulivo, insieme con cortezza, lo spazio del tempo in scrittura. La scrittura, spazio, siamo qui per spaziare. Arcopanno avorio, un calpestio, strida e stride. Nell'aria in piano d'esploso, piuma maculata ritta, l'aereo sfarfallì sul velo, riccia, inghiotte, un frullare vertiginoso a terra, ai sassi la marmolada, tra pietunghie e cupa d'azzurro vivo, pressante il citro giallo, margherita alessandrina, annaspa sorridente, vigorosa, d'incanto, tra fragole selvatiche, un falcare su s'adombra nel cielo, s'adombra un goffo frutto d'eternità, un goffo frutto d'eternità.
dice di prendere un fucile e mi ricordo sto cercando, per quanto possibile, di tenermi al coperto stante. Ordinava che le batterie fossero tirate indietro, che i droni del 40 centesimi tutti aiutassero a trasportarli e noi si potessero infilata. Sono adesso le 23, si arriva all'accampamento. Mi inoltre nella coperta, le gambe, mi butto sopra il telo da tenda e così sotto l'acqua finisco di passare la notte. Ma come io solo lo so, l'acqua mi scorre per la vita, le scarpe sono piene. Ma che fare al punto che sono? Se mi muovo e metto un piede in fiamme, me si trovano nemmeno le ossa. Sull'imboscata del gatto e volpe, nulla più, il fango inzuppa la zampetta nello strepitio del peso, ora piedino di legno, si traveste d'ambo piuma, monta il lecchino, anzi, prima d'orecchio peloso, e dal letto raddio e prurito in danza trasale, simile alla tarantella, alla ruota inceppata nel fango, col piedino nell'eterno circo. E la guerra, ovviamente, rifusarsi d'eco marmoreo, libera, si libera, Pinocchio si libera. 14 luglio. Come Dio vuole fa giorno. Sono intrizzito. Accendo la pipa e fumo onde scaldarmi le mani con la pipa. Pian piano arrivo alla nostra tana che trovo occupata. Ma sono costretto a sloggiare e mi butto come un morto. Mi cambio tutto e sono costretto a stare con pantaloni e giubba di tela. Almeno è roba asciutta. Dopo questo torniamo nella tana e mi permetto per svegliarmi come un pezzo di ghiaccio. E lo schianto delle granate che vengono dalla valle che mi sveglia. Ma anche oggi, per fortuna, paura ne mette, ma nessuna disgrazia. Mi tocca montare di guardia al deposito delle bombe. Ce ne sono un'infinità di casse piene e passo le notti facendo 2 ore di guardia e 2 ore di riposo. Ma, sdraiato sul telo, la tenda, che stanno sul fango, mi sento asciutto nel Il nasino all'insù, in cerca d'un pizzico di vento, s'esce nella miscela in tinta di
crema Belzebù. Lassù ormai ruotano le ombre del cielo. Quasi volesse cercare una fatina, una nuvola sopra covacciata, azzurro, grigia, sempre ridente al getto del vento sospeso. Siù, su, s'appare un puntino sempre più basculante e arricciato, ad onda scendente, piumato, un arcigno e colore. Il becco quasi volesse impugnare quelle trotterellanti gambette. Sulla sabbia veloci scorrevano alla ricerca d'una stella, d'un'avventura. Oh, passo dritto fatale per movimento sinuoso, il capo all'ingiù, l'un tratto, l'allungo brusco sul crescere del naso immisurato. Si incespica prima tra i mughi selvatici, poi nel rovescio rotuleo delle gambine, prima affettando un colpo pesante del piede, poi ruzzolando a terra, col nibbio rapaceo nel scendergli l'ala in misura d'arcobaleno. E poi giù. E poi giù. E fu dai raggi sollevati dalle nubi di lamine, prismi turchini d'acciaio, col sole svetta d'immagine trepidante, un cromo s'alza per 6 volti, sgombranti venti, un margine dantesco, e neve e pioggia su capestro della croda, lì nell'esile rotta di cime. Ah, simil 4 lo stambecco su tricolor del mugo, nella zona decliva e sorretta a picco nel versante, il fiume sul versante. Il fiume sì, sul versante, ma l'opposto. Il sole nel dir di lepre s'accalda nell'impervia bufera. Eccolo là, lo stacco a stella. Ehi, il colpo, ad eco di fulmine, col piede si lascia nel vuoto, simile all'eterno, nel sole che trafitto la neve accoglie, nel lancio sua, sopra il biancoreo vente d'un capro o una capra. Un capro. Un capro, un capro. Una capra. Un capro, una capra. Avvolto di bufera, col baffo rivolto al cielo, per soltubine, un lupo di croda. Un lupo di croda. L'accompagna un tempo che assale. Zampa. Zampa. E lor zampogne fria, frua, fria, va. Nel rigonfio allungato scalza, salza, simila in venti armonici.
cammina il dirimpetto, cola nel bianco, il Natale, tutto, tutti, in tutto. Zampettio e bisaccia e l'orzampogne, sfrua nel rigonfio allungato, scalza, sibila in venti armonici. Cammina di rimpetto, cola nel bianco, il Natale, tutto. Il Natale, tutto. Questa poesia era stata scritta perché nel 1914 i militari avevano capito che era inutile combattersi, ammazzarsi e avevano tentato di solidarizzare nei fronti opposti. Proprio per il Natale si sono scambiati i doni. Ovviamente sono stati subito chiamati all'ordine e appunto questa poesia richiama che La solidarietà, l'amicizia tra le linee, che alla fine si è tutti umani. Bene, siamo al 1918 e con leggero rincalzo scorreva la prua da Falconara, più cima 12. Allora, questa poesia qui è la penultima perché ho fatto la 19esima, noi le abbiamo lette tutte. Dovete prendere il libro. Perché è successo. E quindi dal leggero rincalzo scorreva la prua da Falconara più cima 12. 2 febbraio 2015. 27 luglio. Monto con la mia squadra alla batteria da 149. Piove a dirotto e tutti e 16 siamo bagnati sino all'osso. E sino a questa sera non ho il cambio. Questo finalmente giunge e appena viene il cambio si torna all'accampamento. Mi cambio, sono impizzito. 30 luglio. Il comandante e la compagnia ci fanno noto che per settembre la 17ª divisione andrà in Libia. È una contentezza generale. Io spero di arrivare ad andarci. Dico spero perché la morte ci circonda. Si lavora tutto il giorno, ma sotto la pioggia. Attimi sull'isola, così lontana e vicina, diversa, comunque bagnata, ambra d'una tempesta d'acqua azzurra, prima accanto al mare le sommità nude, restante sfiorita una foglia espugnata al ramo fiocca, esorabile l'onda seppellisce, rotta, Spezzata? rotta, ma anche rotta. Pinocchio nella sabbia di germoglia, zampe, cristallini di luce accesa, è nel mare quiete l'avvolgersi alla salsedine, braccia d'acqua scote, o ancor mescolato da sfasciame della tempesta, lungo un Adriatico tepore. Notturno fragile più gli lambe la spalla, unica, seconda, al salice selvatico. A due le canne doppia, d'accento umido, trepida, l'assale un cavallo ammaestrato, madido, orna, schiaffi al passo, riluttante, il sorriso, l'accoglia d'ombrello, l'oscurità del volto è sciupato d'una resistenza marmorea di rotte.
vento. Nel rumore lo sfregarsi dinanzi, le gambe sullo sci e giunge al verbo secco, nella risacca lascia conche più sedotte. Più sotto, l'arranco territo del granchio, salta. Zampa e carovana veloce, trasporto di frivole voci. Al mare, sacca, balena, sopra puerili bambini, allo sconosciuto andar, lascita, il ricordo passato. Disuona maree, disuona. Accanto lo sguardo di via generale, per coste, viaggia, dibatte pale e palme nei porti, giunte, inumidite, eliche di vento. Stante. Al tratto tambureggio, il motore abbraccia, ecco, in sella, su nave di rotta, sfrio acciugo. Eccolo! Il calcio del cambio, in scocca, bacia, colpi a stipto, drappeggia e scintilla. La crociera, orrida nell'ingranaggio in allungo del cilindro, ha bevuto allo scoppio, sgrappa, stappa la pilla, nel desiderare l'altro, slaccia, per la stella di rosa. Sono per la stella di rosa, sono. La fidanzata, ovviamente. Rallentato dal brivido, gli sferaglia sul piede, fila le schegge, con intrepida via asciutta lo coglie fresco un ciclamino. Nel fondo trae, mesto seduto nel bordo, su sassolini accovacciati a terra, col ritardo della mano, il piede gli stria, sale. Si immerso nell'umido sassello, levigato, orglutei di raggi sopra onde, sotto. Calzi di lumi refratti. Empio nella riva, così infilato la stante, avanza dal sassino e scocca, e man scappa, i mascalabroni, al salir di rotta, i tremolini di foglie. Stalla, le file, sopracavalca il medesimo, lo scavalca, nel salir troppo scoppia. Salappaglia, dondolì, sopra, salita e scopella le gambine, vivide vaiolature, ramificate marmoree, zampano, tuna classe 99, splittane. Quale blato unisce un battito? Uguali di volti la nebbia mitralica all'almitralica mitraglier. Deux ex machina e Deus ex machina. salta. Non anabatico letto d'un seno fioccante ribolla, poi dipana e tinge rade rugiade e latte, levate nel bosco. Dala, un gabbianello s'affianca al vortice lento, il salir suo pesce all'isola grande. Del sole. Più grande del sole, più grande, più il convogliar sconchiglie della mano e nel petto scia lei appare, mesto seduto su ghiaia tra nubi basse. Le cime s'arrendono.